Seconda corsa, una prova per 3 anni, non vincitori di 4.000 euro nella carriera. Sono in 9 dietro le ali della macchina. 1 Destiny, 2 De Nilsson, 3 Dynagrif, 4 Dea GSO, 5 Duca GL, 6 Danilo Spritz. Seconda fila 7 D'Artagnan Bar, 8 Dubai dei Greppi, 9 Dante Vic. L'allineamento si è completato, l'autostart prende velocità. Parte piano Danilo Spritz con cautela Dea GSO. E allo stacco sono veloci De Nilsson e Dynagrif, con De Nilsson che per il momento mantiene qualcosa di vantaggio su Dina, la quale insiste, passa a condurre. Dynagrif è così in vantaggio, De Nilsson sbaglia, rimane in seconda posizione numero 2 De Duca Nilsson GL, squalificato, mentre avanza all'esterno anche... Sbaglia anche Duca GL, avanza a largo Dante Vic, in mezzo alla pista c'è Danilo Spritz. Seconda alla corda è rimasta Destiny, che ha sfruttato numero l'errore degli 5 Duca avversari GL per mantenersi alla corda. squalificato, Punta dritto Dante Vic, che sfila nei confronti di Dynagrif, che preferisce correre di rimessa. 31,4 per il primo quarto e Dante Vic dall'ultimo numero è sfilato a condurre. Dante Vic al comando, Dynagrif in seconda posizione, Destiny in terza, poi Danilo Spritz, quindi ancora D'Artagnan Bar a precedere Dubai dei Greppi. I 600 se ne sono andati in 47 abbondante e Danilo Spritz avanza allo scoperto trascinandosi D'Artagnan Bar quando il primo giro va via in 1-2 e mezzo, 31,1 questi 400 metri. Dante Vic continua da saldo leader, Dynagrif in seconda posizione, Danilo Spritz al suo esterno, poi Destiny con a lato D'Artagnan Bar, mentre il chilometro se ne va in 1,17,7. Davanti alle tribune, Dante Vic sempre libero di moderare il ritmo, Dynagrif nella sua scia, poi Danilo Spritz al largo, D'Artagnan Bar che aspetta sempre in seconda pariglia ancora Destiny e Dubai dei Greppi. 14,8 davanti alle tribune, segno che il ritmo inizia a essere sveltito dal battistrada, con Antonio Di Nardo in sal che fa la piegata di destra in 14,9 e continua in vantaggio Dynagrif nella sua scia, poi ancora Danilo Spritz che passa in terza posizione mentre sposta Dynagrif che cerca di andare all'attacco del battistrada. Dante Vic la dritta di là in 14,4 con Dante in vantaggio, Dina che attacca, poi Danilo Spritz che ripiega in corda, prova a mettersi in moto anche D'Artagnan Bar, Dante Vic è in vantaggio, Dynagrif è ritornata nella sua scia, poi torna a spostare anticipando D'Artagnan Bar, guadagna di dentro Danilo Spritz, numero la retta arrivo 8 con Dubai Dante dei Vic in Greppi vantaggio, Dynagrif che attacca, Danilo Spritz di dentro e D'Artagnan Bar al largo, Dante in vantaggio, Dante Vic che controlla fino in fondo tutte le offensive di Dynagrif, al terzo Danilo Spritz. 2,31 il totale, 1,15,4 il ragguaglio cronometrico, il successo di Dante Vic, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori del signor Mauro Witt, il successo del figlio di Donato Hanover e Nashville OM che in percorso di testa va a sfilare su Dynagrif e controlla fin sul palo vincendo con 1,5 di margine nei confronti della stessa Dynagrif. Al terzo Danilo Spritz.